Festa dell'Atletica Veneta Master 2018. All'antica postumia di Fanzolo di Vedelago, la festa regionale Master ha avuto un ospite d'eccezione, Sara Simeoni. L'ex fuoriclasse del salto in alto, leggenda dello sport azzurro, ha presenziato all'evento nella veste di consigliere regionale della FIDAL. È la seconda edizione della festa regionale dei Master, un momento di celebrazione dei protagonisti della passata stagione agonistica, ma anche di condivisione e approfondimento di tematiche care al movimento dell'atletica amatoriale. Hanno un impegno veramente eccezionale e io mi auguro proprio per l'età che questo modo di fare e di interpretare anche lo sport possa essere da stimolo ai giovani, perché per far capire innanzitutto l'importanza dell'attività sportiva e che per raggiungere dei risultati ci vuole un impegno e una costanza, e loro come impegno e costanza sono eccezionali. Al fianco della Simeoni c'era Rosa Marchi, responsabile del settore master regionale e della commissione che in seno al comitato regionale della FIDAL si occupa dell'attività degli over 35. Il 43% dei tesserati ha più di 35 anni, quindi è una realtà sempre in maggiore espansione e sempre più persone iniziano a fare attività anche a 40, 50, 70 anni, perché no? Non è mai troppo tardi per iniziare a fare questa attività. Che non sia mai troppo tardi per tornare a gareggiare, i master lo sanno bene. Ad esempio l'M75 Luigino Romanello, maglia azzurra negli anni 60, è tornato da poco a cimentarsi in pista. 2 anni fa, dei 5 nipotini che ho, che uno fa calcio, uno fa hockey su prato, l'altro fa danza, uno ha voluto fare atletica. E siccome io abito in un paese un po' di fuori della bassa padovana, Casali di Scodosia, ho dovuto iscriverla e portarla ad Este, la società più vicina alla Virtus Este. E lì ho ripreso ad allenarmi con i miei vecchi amici e ho cominciato a gareggiare. Il vero nemico non è l'altro atleta, ma il tempo, la prestazione. E nella staffetta questo nemico lo si combatte in 4. È bello dividerlo con i compagni, non per niente si passa il testimone quasi a testimoniare al compagno che si è fatto il massimo per raggiungere il risultato, e lo spirito è quello di far tanta fatica, tanto sudore e raggiungere insieme un risultato. Votati dagli stessi atleti i 2 master dell'anno, la trevigiana Paola De Santi e il veronese Nicola De Marni, pronto per gli europei di Madrid del prossimo marzo e possibilmente i mondiali di Malaga in programma a settembre. Sono ritornato a fare atletica, che era la mia passione. Ho provato con le prime gare regionali, gli italiani, e grazie alla voglia mi ha portato anche a fare qualche gara a livello internazionale, quindi campionati europei, campionati mondiali all'aperto e al coperto. Un'ottantina in totale i premiati, i medagliati nelle rassegne internazionali, i campioni italiani, gli autori di migliori prestazioni nazionali, oltre ai partecipanti al trofeo delle regioni. Premi anche per 3 società, l'Atletica San Biagio, l'Atletica Insieme Verona e l'Atletica Biotecna Marcon. Riconoscimento speciale come tecnico master dell'anno per Rossano Nordio, una colonna del movimento master. Fra l'altro, nel 2019 è in programma un grandissimo evento master nel territorio veneto. A Venezia avremo i campionati europei master e il mio sogno è che già da adesso molte persone, o ex atleti o persone che sono attratte dall'atletica leggera, prendano le scarpette, riprendino a fare attività per preparare questo evento sotto casa, che sarà un'esperienza indimenticabile. Vi aspetto!